facile a prima vista il mestiere del barista, al contrario è complicato, ci vuole l'occhio esercitato, perché tutti i clienti hanno gusti differenti. Il caffè lo vuol ristretto, lungo, liscio e ticoretto, chi lo vuole nel bicchiere, dolce, amaro o a piacere. Un barista perfetto anzitutto deve essere diplomatico e psicologo. Me spiego. O deve dare l'impressione al cliente che il caffè o sia dolce anche quando è senza zucchero. E poi bisogna sapere distinguere bene diverse categorie di clienti per evitare spiacevoli conseguenze. Che una categoria di clienti che sempre espressa, entrano, comandano un caffè, bevan, amiano de feu, vedono passare un qualunque, fanno mostrare ciamalo che corrono a preu, e il caffè o passano conto propaganda. A categoria clienti ultra eleganti, o per meglio dire gaga, è più pericolosa, entrano e te salutano regalandoti di aggettivi senza economia, per esempio illustrissimo, cavaliere, eccetera, eccetera. Parlando te danno sempre ragione e a un momento buono te ci mandano a parte con un bello sorriso te dicono c'è amica dege franchi da prestame. Se non ti chiede, lo se fanno ci vede. E se ti chiede, non ti vedi più. E più interessanti da osservare sono le cosiddette coppie di innamorati. Intran, usueno un po' più spavaldo, a signorina un po' più vergognosa. Usueno o comanda due caffè, poi o l'invita a signorina a mangiare qualche pasta. Lei risponde no, non mi piace, poi tu sai che mi fanno mai i denti. Lei insiste, allora la signorina si decide e ne pigia una, poi alla mia e ne pigia un'altra. Alla mia turna e a ne pigia un'altra, a ne pigia un'altra e a non la mia più, a ne pigia un'altra e a sera oggi, e cianin sparisce tutto il cabaret. Al momento di pagare, o sueno tu dice, cosa spendo? Go due caffè e una pasta. Pronti e con cappuccino, un barolo, un marsalino. Devi far tutta la lesta senza perdere mai la testa, soprattutto essere onesto, non scordare mai il resto.